Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 1, nuovamente nella beta. Allora, siamo nella modalità Rush, la connessione adesso sembra funzionare, possiamo iniziare a difendere i due obiettivi, A e B, come potete vedere, modalità Rush molto simile a quella di Battlefield 4, Battlefield 3. Allora, sto usando il cecchino perché mi piace parecchio, lo so usare anche discretamente, già abbiamo colpito un nemico. Allora, vediamo un po'. Attenzione. La scorsa partita infatti ho fatto diverse uccisioni. Mi trovo veramente bene con questo fucile, però non bene come con quello che aveva il cannocchiale dorato che avete visto nello scorso gameplay. Comunque, cerchiamo di posizionarci bene. Allora, punto A sotto controllo, vediamo qua. E poi queste mappe sono molto aperte, con tante possibilità per i cecchini. Però mi trovo molto meglio col cecchino che con l'artigliere, il medico e tutto il resto, perché non so, mi trovo sempre distante dal nemico. Qua intanto sta arrivando un carro nemico. Ecco, l'abbiamo danneggiato del 6%. Oh, è qua fermo. Oh, due carri armati. Via, andiamo, ci hanno ammazzato. Via. Andiamocene via. Andiamo di qua. Ok. Hanno armato l'obiettivo A. Siamo a 30 metri. Attenzione. Abbiamo colpito. Non l'abbiamo. Gli ha piazzato la dinamite il maledetto. Non è morto. Come si disattiva qua? Dai. Benissimo. Abbiamo disarmato la bomba. No, è che già ci stavano sparando. Vabbè, meno male, almeno abbiamo disarmato il detonatore lì. Allora, continuiamo così. Torniamo in campo di battaglia, vediamo che manca. Allora, hanno armato B, purtroppo noi non possiamo far nulla. C'è una tempesta di sabbia attiva, non vedo niente qua. Veramente. Vediamo che possiamo fare che... Attenzione, anche col cannocchiale distrutto, ma dai. Non siamo riusciti a difenderla. Hanno armato A. È che io non vedo niente. Vai. Vediamo chi c'è qua. Sì, ciao. Andiamo. Arrivo. Metto la pistola. Forza ragazzi, disarmate. Forza. Ce la fai? Benissimo. Meno male che abbiamo un carro armato fermo qui, ma dobbiamo... no. No. Mentre stavo cambiando arma, no. Allora, vediamo se possiamo recuperare un po'. C'è troppo vento. Oh, ci hanno preso. Ma non riesco a vedere nulla. Ecco, ci ha preso dall'altra parte. Non abbiamo neanche l'infrarosso. Come facciamo qui a... Allora, torniamo qui. Ancora dobbiamo aspettare per lo spawn. Ci siamo. Ok, avevo scelto proprio delle ottime condizioni per prendere il cecchino. E che poi all'inizio andava bene. Adesso dopo qualche minuto la situazione è peggiorata. Devo trovare un buon punto dove ho visibilità. Ma qua è sotto lo zero. Là c'è un carro nemico. Non si vede nulla. Abbiamo qualche granata pronta. Eccoli là. Due bombe. Ok. Andate a questo. Aia. Niente ragazzi, cambio classe. Non si può andare avanti con questa tempesta di sabbia. Prendiamoci il medico, l'artigliere. Prendo l'artigliere perché in queste situazioni è utile gettare bombe. Ecco, hanno armato A. Dai. No, dove siamo? Andiamo nel carro. Attenzione. F2. F3. Troppi nemici. Stavo buttando la dinamite. Niente.
Niente, abbiamo perso il settore, non ce l'abbiamo fatta. Penso ci sia ancora la tempesta di sabbia, quindi cambiamo intanto la squadra. Ci mettiamo qua, è full. Andiamo qui. Ok, torniamo indietro. Andiamo nuovamente campamento impero ottomano. Niente, ancora questa dannata tempesta di sabbia. Continuiamo così. Allora, abbiamo qui la dinamite. La lanciamo col tasto destro, la detoniamo col tasto sinistro. Tasto 4 c'è il nostro, ecco qua, una specie di granata, una serie di granate. Tanto non vedo un accidente. Devo mettere un po' di dinamite qua a terra, nel caso dovesse passare un carro armato. Mettiamone una. Ehi là, attenzione. Un altro. Giù. E lo sapevo, vai, detoniamo. No, 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 no. E ho sbagliato tasto. Vabbè. Siamo ancora. Oh no. Oh no. Wow. Track disabilitato. L'abbiamo fermato, però davvero mi sono un po' ingarbugliato con il mouse. Ho detonato invece di lanciare. Allora, però avete visto, il carro armato è passato di lì. Allora, la squadra 3 persone. Non posso spawnare nuovamente qua. Vai, partiamo. Ecco, è finita la tempesta di sabbia, fortunatamente. Poi là, attenzione, ci stanno sparando. Il cannone. Il cannone da 55 mm. No, 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 no. Ma dai, ancora devo fare pratica con le meccaniche. Mancato. Devo capire come si spara. Cambia. Forza. Eccoli là. Vai. Colpiti. Cambiamo. Vai, un'altra. Vediamo dove sono. Sono lassù. Vai. Colpito e ucciso. Ancora. Altro missile. Ce ne sono ancora. Aio, giriamoci. Ma dove ci sparano? Il cavallo. Niente. Allontaniamoci un attimo. No, 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 siamo in campo aperto, via. Ci hanno ammazzato. Lo sapevo, vabbè. Schippiamo, prendiamoci il cecchino. Ci sono davvero 3 fucili che mi piacciono. Quello più interessante è il russo. Però per il momento non possiamo prenderlo perché non abbiamo abbastanza punti. Ecco, questa posizione è ottima. Qua sopra, ecco qua, c'è qualcuno, arriva il primo carro. Attenzione, arriva. Niente. Ok. Fatto fuori anche questo. Non è morto. Guardate come si butta a terra. Abbiamo ancora 2 colpi. Qua sotto, attenzione, attenzione. Troppi. Abbiamo pochi cecchini. Vai ragazzo mio, spara. Colpito. Ma perché è così duro quello da buttare a terra? Aia. Perché gli ho sparato 3 colpi, non è morto? Qua c'è ancora quello di prima. Lavoriamoci su. Sì. Però interessante. Sì, hanno fatto sti spazi aperti dove ci si può appostare e sparare. Allora, vediamo un po'. A posto. Hanno fatto detonare A quasi. Quello è ancora là. Io non ho purtroppo il mirino. Vai, 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 vai. Ok. Colpito. Ok. Vai. Mi piace però l'impugnatura. Ricarichiamo.
Ok. C'è il carro. Lì, dai, disarmalo, ti copro io. Vediamo chi ci può essere a darti fastidio. No, gli hanno buttato il fumo. Ehi là. Là. Sì. Preso. Ricarichiamo. Reload. Ah, là sotto c'è una... ma io difficilmente riesco a prenderlo laggiù. L'ho preso. Ti hai visto enemy hit? Ci servirebbe un medico qua su. Vediamo se può. Ma io non posso alzarmi di qui. Ci sono 4 cecchini là sotto. Eccolo. Preso ancora, ma non è morto. Maledetti. Oh, hanno messo il camioncino là sotto. Ma io devo aiutare. Niente, ce l'ho fatta. Hanno distrutto anche la lettera B. Dobbiamo passare ancora indietro. Abbiamo un carro armato, ma a me non mi importa. Andiamo nuovamente sulla montagna e cercare di ucciderli. Ok, ecco, qua sopra ci dobbiamo mettere, dai. Mancato. Mancato. Preso. Ucciso. Arrivano. Mettiamo. No, qua. Sotto. Un'altra. Qua. No, non l'avevo visto che c'era la doppia insenatura. Düşman gözcüsü görüldü. Perfetto, ragazzi. Ho sbagliato. No, ancora non ho capito bene come si lanciano le granate. Vabbè, ci hanno visto. Comunque, come siamo messi qua? Abbiamo 13 uccisioni, perfetto, discreti. 8 morti. Però ancora devo fare un po' di pratica con le granate. Sono un po' abituato a quelle di Battlefield 4 e sono pesanti, quindi ci vuole un po' prima di lanciarle. Qua cosa c'è? Cos'è questo? E che cos'è? E questo cos'è? Ok. Ma a che serve sta cosa? Bipiede. Ah, non si può usare così. Mettiamo, proviamolo. Per forza a terra si deve stare. Vabbè, dai. Un attimo una cosa nuova. Dai. Torniamo qua dietro. K Ballet. Ok, allora ragazzi, continuiamo il nostro lavoro. Vediamo di allontanarli. Giriamo da destra. Dai. Allora, questo che fucile è? Penso sia uguale, infatti. Attenzione. Carro nemico. Ho gettato tutto quello che potevo tirargli. Questa sembra scarsa, sta pistolina, però fa danni ad aria. Piano. Ottima posizione, vediamo un po'. Più che altro il cecchino va usato bene se si riesce a trovare un buon posto dove appostarsi e riuscire a colpire gli avversari. E qua in queste mappe ce ne sono parecchi posti da dove bersagliare i nemici. Più
che altro, sì, ci vuole anche un po' di abilità nel colpire, ma è importantissimo trovare un buon posto dove Enemy appostarsi. coordinates have been sent to our artillery. Ecco. Questi sono dei proiettili che mi sembra vanno usati a piccole distanze. Mettiamoci nuovamente un fucile. Attenzione, che c'è qua? Attenzione, guardate che dettagli grafici di tutta la montagna, mamma mia. È caduto. Guardate che gola fantastica. The enemy has armed objective butter. B. Non l'avevo visto, maledetto. La M1911 è una pistola molto recente in quest'epoca, quindi è un'arma must per ogni categoria. Intanto B lo stanno facendo saltare in aria. Vediamo se qualcuno riesce a fermarlo. We have lost objective Niente, butter. no, non ce l'abbiamo fatta. Come hanno fatto a entrare qui? Chissà che significa quel segnalino tipo wireless. Ma come si fa a salire là sopra? Ecco, io qua posso salire? No. Come fanno a salire lassù? Però non l'ho capito. Faccio un carro armato fermo. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Un cavallo. Bomba atıyorum. Dikkat edin. Mamma mia. No, ce l'avevo quasi fatta. Ah, da là sopra addirittura. Ma come si fa a salire lassù? Sarebbe perfetto. Boh. Ah, questo forse ce l'ha fatta. Vediamo. Da dove sta salendo? Vediamo un po'. No, è morto e l'hanno No, no, no. Ah, ho capito come si fa a salire. Perfetto. Ok, si sale da questa gola. Vai, 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 vai. Prendiamo il fucilone. Ancora non so usare la baionetta però. Qualcuno me lo spiega. Che c'è qua dietro? Attenzione. Più alti si è meglio è, Ok, ora ho capito. Vai, 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 vai. Giriamo di qua. Ecco, da qua sopra è fantastico. Ispezioniamo un po' la situazione. No, dai. C'è stata una piccola vibrazione del terreno. C'è uno là che mi crea problemi. Ok. 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 Maledizione. Ne ho fatti fuori 3. Il quarto non ce l'ho fatta. Mettiamoci di qua, ragazzi. Duro questo. Enemy coordinates have been sent to our artillery.
Oh ragazzi, mamma mia, non so se avete visto quello che sto facendo. Meno male che sto registrando. Non mi è mai capitato di fare una cosa del genere. No, vabbè, volevamo troppo. Mamma mia, quello che c'è stato in questo combattimento. Cioè, non lo so neanche io. Ho ucciso 4 persone da solo con pistole e tutto il resto. Mi metto qua e abbiamo vinto. La carico subito questa partita perché per adesso la connessione va bene. Quindi monto il video e lo carico subito. Poi domani altra partita. Ah, bene, bene, bene. Ci siamo fatti proprio una bella partita. Livello 3, 20 uccisioni. Siamo adesso soldati avanzati. Bellissima questa partita, fantastica, mi ho divertito tantissimo. 46 uccisioni totali. Veramente mi sono divertito alla grande. 20-13. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.